A Jesolo la risposta degli elettori è stata indiscutibile, già al primo turno per la verità, con un voto nei confronti di De Zotti incredibile, a dimostrazione del lavoro che ha fatto lui, che ha fatto Fratelli d'Italia, che ha fatto la squadra. Nel commentare la vittoria elettorale di Christopher De Zotti, nuovo sindaco di Jesolo, il consigliere regionale veneziano di Fratelli d'Italia Speranzon evidenzia come la spaccatura nel centrodestra sia stata totalmente controproducente, in particolare nel caso di Jesolo. Registriamo anche con dispiacere la mancata occasione da parte del centrodestra di presentarsi unito in occasione delle elezioni comunali di Jesolo, perché Christopher De Zotti sarebbe potuto essere eletto sindaco al primo turno con tutta la coalizione. Invece c'è stato bisogno di 15 giorni supplementari e adesso vediamo che c'è la Lega e Forza Italia che sono all'opposizione in una città governata da Fratelli d'Italia. È una cosa un po' irrituale, vorrei dire che succede solo a Jesolo, speriamo che in occasione delle prossime elezioni anche questo risultato serva di lezione. Soprattutto in vista delle prossime elezioni, regionali comprese anche se non vicinissime, sottolinea Speranzon. Io credo che la stragrande maggioranza dei veneti in tutte le occasioni in cui ha potuto esprimere la propria posizione politica, alle elezioni europee, alle elezioni politiche, alle elezioni regionali, ha sempre scelto in modo inequivocabile il centrodestra. Siamo ancora non vicini alle elezioni regionali, ma dobbiamo pensare comunque che dovremo proporre un nuovo modello, sappiamo che non ci sarà più Zaia e quindi tutte le forze politiche di centrodestra e moderate dovranno riunirsi per individuare una strada di collaborazione senza invidie, senza gelosie, perché perdere, anche se si guadagna qualche punto percentuale come forza politica, non serve a nessuno.